Ciao e benvenuto in questo nuovo video a cura di mattoscacco.com. Oggi vediamo una partita che è terminata attorno alla 21esima mossa, quindi una partita piuttosto breve, in cui si adotta la difesa siciliana. È una partita che risale al 1937 fra Golovko col bianco e Kulis col nero. Andiamo a vedere quindi come è stata giocata. Ovviamente la difesa siciliana è data dalle mosse 4, C5, cavallo F3, D6, dopodiché si spinge al centro e qui bisogna assolutamente cambiare i pedoni arrivando in questa situazione. Da questo momento in poi, a seconda delle mosse che si fanno, può cambiare il tipo della sottovariante della difesa siciliana, ma qui siamo ancora nelle classiche mosse con cavallo F3, cavallo C3 ovviamente andando a difendere questo pedone che era stato minacciato, G6 con lo scopo appunto di mettere l'alfiere in fianchetto, dato che l'alfiere camposcuro non si sarebbe potuto sviluppare in altri modi. Sì, esistono alcune varianti come la Scheveningen dove il pedone in A7 viene spostato in E6 e l'alfiere quindi viene messo in E7, ma secondo me anche giocare l'alfiere in fianchetto è un'ottima mossa. Quindi dopo G6 F3. Ok, questo tipo di mossa F3 serve oltre che a rafforzare il pedone in E4 a spingere in futuro il pedone in G4. Solitamente quando il bianco gioca la spinta di pedone F2 F3 significa che ha in mente di fare un arrocco lungo e già proprio da questa mossa il nero può cercare già di disporre le sue forze sull'ala di donna proprio per andare a attaccare il re che in un futuro molto prossimo si andrà a posizionare appunto ad ovest grazie appunto a un arrocco lungo. Il nero prosegue con il suo sviluppo, alfiere 3 ovviamente togliendo i pezzi che ostacolano l'arrocco, arrocco lungo, donna di 2, sempre togliendo un pezzo che ostacola l'arrocco, ma allo stesso tempo creando una batteria di donna più alfiere che puntano sulla casa H6 con l'intento di rimuovere quel fortissimo alfiere in fianchetto. Questa è una mossa che si vede spesso giocare. Il nero continua il suo sviluppo con cavallo in... oh, scusami. Prima c'è A6 per impedire ai cavalli di andare sulla casa B5 e sostenere la spinta di pedone B7, B5. Ora c'è cavallo H6, come ti dicevo, io non ho mai capito in realtà se questa mossa è davvero così forte, perché comunque ora la struttura pedonale del bianco richiede un alfiere camposcuro per poter attaccare, ma sottraendosi da questo alfiere non so quanto potrebbe essere buona questa mossa, anche se entrambi i giocatori rimarrebbero con un alfiere campochiaro e forse ha più prospettive d'attacco quello bianco, però è tutto da vedere. Qui solitamente non si cattura quasi mai perché si andrebbe a far andare la donna in H6 e sarebbe veramente molto pericolosa, perciò si aspetta che il bianco faccia tutto da solo, quindi cavallo C6, a questo punto alfiere per G7, re per G7, arrocco lungo e alfiere di 7 togliendo un pezzo che appunto può ostacolare la colonna semi aperta in C e quindi qui ci si può posizionare una bella torre che va ad attaccare a raggi X il re in C1. A questo punto segue l'attacco. Da questo momento in poi è una gara a chi arriva prima ad assaltare l'arrocco opposto. Quindi H4, B5, H5. Ecco qui il bianco offre un gambetto. Ovviamente se dopo cavallo per H5 seguirebbe la presa di torre con sicuramente uno sconquassamento nella difesa del nero.
posso seguire mosse del genere, e a questo punto il bianco ha un sacco di possibilità. Ovviamente la partita sarebbe tutta da giocare, ma il nero non accetta il gambetto, gioca torre in H8, segue un cambio e 5. Ora, anche questo è un gambetto, e perché non si può accettare? In caso di presa seguirebbe pedone H6, il re è costretto a muoversi in una qualsiasi casa e c'è così un guadagno di torre, oltre che un eventuale scacco molto fastidioso. Quindi questo pedone è in presa, sicuramente non si può prendere. Così il nero decide finalmente di prendere questo di pedone in H5 e ora segue quanto avevamo detto. E donna G5, scacco. Re va in F8, donna H6, re in E8, pedone per. E qui ovviamente meglio non accettare, perché altrimenti la colonna del re sarebbe sguarnita, e quindi si gioca E6. Pedone di 7 scacco, questo è un sacrificio di deviazione. Abbiamo già visto diverse volte questo tema della deviazione, e non va bene ovviamente re E7, perché seguirebbe scacco e dopo re obbligato a stare qui, scacco con presa poi dell'alfiere. Proprio per questo motivo il nero è costretto a giocare alfiere per D7, cavallo E4, e ora si minaccia l'entrata di cavallo in F6 con un doppio su questo alfiere, che è ovviamente attaccato sia con la torre che col cavallo, e anche un'entrata pericolosissima di cavallo in D6. Ovviamente per fermare l'entrata in F6 e quindi proteggere l'alfiere in D7 si poteva giocare, diciamo, torre in A7, ma dopo comunque cavallo in D6, re in E7, donna in G5, e il nero comunque per non prendere matto si sposta qui, ma perderebbe la donna, e quindi a questo punto il nero abbandona. Spero che il video di oggi ti sia piaciuto. Se sì, allora iscriviti al canale, e qui hai a disposizione diverse azioni da compiere. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao da mattoscacco.com.